Studenti di una mia quinta, la Quinta Val, hanno ideato un distributore automatico di carni italiane che hanno chiamato Daci, prevedendo all'interno di aziende la possibilità di acquistare carni precotte o fresche direttamente da un distributore, similmente a quanto si fa per il latte. Sullo sviluppo di un'idea, diciamo, riguardante il consumo d'acqua. Abbiamo progettato una piccola scheda Arduino, che è una centralina per il controllo automatizzato dell'irrigazione in campo. Con quale scopo? Lo scopo semplicemente di ridurre i costi per l'irrigazione, risparmiare acqua, risparmio di tempo anche da parte di tutti gli operatori agricoli che devono recarsi in campo per controllare l'irrigazione. Studiare agraria nel 2019 non è poi così fuori moda e a quanto pare dà le sue belle soddisfazioni. Al Duca degli Abruzzi di Padova, istituto agrario sorto su un antichissimo possedimento benedettino, la consegna dei premi agli studenti di agraria del Veneto del concorso Il programma di sviluppo rurale e i giovani. Primi sono giunti gli allievi dell'Istituto Cerletti di Conegliano, quindi quelli del Sartor di Castelfranco, e menzione speciale per gli studenti del Parolini di Bassano. Di questi tempi, è stato detto, studiare agraria non è così fuori dal tempo, perché anche l'offerta formativa degli istituti agrari si è trasformata e diversificata. Si lavora per far sì che i ragazzi e le ragazze diventino imprenditori anche molto rapidamente. Chi non ha terra può associarsi in cooperative per fare in modo di poter avere le terre confiscate alla mafia, oppure tutta una serie di terreni dismessi che attraverso bandi vengono messi a disposizione della popolazione.